denominato Masala Giovanni Maria, sul nome battesimale, però sono 8 Mario. Si nida da Silano, chi nada se conoscita la Masala Giovanni Maria, Bonarana. Masala Giovanni Maria e Silano non è andata, non mi conosco nessuno, questo è il nome del battesimo. Sono 8 Mario. Sono scritto su 23 di Trivla, su 1930 Veramente ho fatto un po' di tutto. Prima a Pizzino, casa di una famiglia di pastores e di allevatori, andai a campagna a fare su pastori pure un po', insomma, ma a Pizzino minore fino a 3, 14, 20, 6 anni, 6 anni. Tanto sono andato a studiare, ho preso licenza media in borsa, poi frequentai il Macumere, sulla ragioneria. Tanto il vestito di questa occasione di vigare su barco, questa bella occasione, no? E piano piano ho abbandonato gli studi per mi dedicare proprio a questa gara. La prima l'ho fatta sul 1951 di agosto, in cui ho presentato la renta, tenia 6 anni, e tanto a poco di capo di studiare, per andare a cantare. E ho proseguito sempre. Grazie a Dio, come sono 27 anni che sono cantante. Modestamente devo narrare che non mi sta arrivato nessuno a cantare Gai a Normeda. Sul massimo sono arrivato a 50 anni, Caliguno, non tutto, Caliguno a 50 anni mi sta arrivato Zizi per esempio, Pazzola e Tio Ruggio. Adesso altri non mi è arrivato. Sono tutto quanto morto pure, sono anziano, sono morto, sono sabarato in 12 anni, anziano, il devo Zizi. Sono altri non bisogno più. Mi poi a tirare il battolino di Picciocco, 40, 50 anni. Questa via di estinzione sarà razza nostra, namos. La vita, è una vita di gente povera, che è una vita povera veramente. Solo pastore e massaio, ma non vi vedi, se volessi dire come, questo mezzo, per andare a campagna per esempio, tutti andiamo a pè, o su molente, murghiano a mano, la risorsa fin cussa, se non massaio, se pastore, se non massaio non fino attrezzato, stiamo sull'usare da boese, a te scorsa non che andai. Tanto piano piano ho cominciato a mezz'orare, insomma, come sai, economicamente sto in condizioni più buone, se da tanto. Ha cambiato un meda, con tutto che si è andato immigrato un meda spuro, si è andato immigrato un meda da però, come, insomma, si stanno un più bene di tanto. E tanto, sar festa fin Sarzola, su Dusurzo, non che da terra scorsa, insomma. Tutto vi dico, in campagna e basta. Beh, a musare mia l'ha poco notare sempre che mi spaessano, però abbiamo cominciato in 93 a cominciare a nos bere, a nos incontrare, insomma, a nos dare qualche asito e gai. Quando facevamo solo ballo sempre, perché questa sala è solo ballo, e non siamo conosciuti niente, frequentavamo questa sala di ballo e abbiamo cominciato qua, insomma, sul 93. Sui mesi piccini, piano piano, quando ha cominciato a essere famiglia, la mia che era sua, anche i miei piccini, i mesi di dormo conosco, i mesi che non mi sistemato, questa famiglia fin contraria veramente. Tanto noi siamo proseguiti sempre, fino a quando mettevo fino a museo mia, un giorno abbiamo letto un pullman, che sono andato ad Alghero, a Conca Nostra, e non siamo sposati in Tanto via militare in Roma, via aviazione, dopo 60 anni, la corrispondenza è continuata, 11 di una lettera, e in questa lettera veniva sempre una poesia. La mandiva essa la leggeva e custodia sempre, in una cassa, in una specie di cassa che teniamo. E ma bindaia da non finire, fino a me da me. E tanto, come ti ho detto, sono spizzino, sono curioso, sono candiana gudana, sempre forrogaiana e
danno avevi scritto tutto caro amore, goia, gai, però la sono vago stanotte dopo sognato, gai, tutte queste cose che ciò così innamorato, solamente si va che no. E questo spezzino curioso che deve andare sempre a forrogare a Udane. E a un certo punto la frigaiano sempre, insomma, io vestia attenta, però a qualche momento che veda io, andaiano e nell'arbugaiano e controlliano, insomma, in che leggere, abbaidando, curioso, regare, spessino le scritte, come te. Quando sta dando una chi, a me, che mettendo fatto di questa cosa, non è che ne sono stufa di tentare questa cosa, di dare attenzione a questa lettera, non è che no, perché credo una guardia, spessino non è che non mi ne vota fare buona. Tanto abbiamo scaricato tutto quanto, che la mogliata questa derrino che mi sa fa saida e abbiamo spostato fuoco e abbiamo bruciato tutto. Un peccato proprio, abbiamo fatto una cosa vea, troppo vea. E siamo sbarrati senza lettere di amore e senza poesia. Dunque, normotiana tramite il telefono pubblico. Noi sardomo stanno al telefono, non candaia, che vi sul centrale, sul telefono pubblico, si è telefonato a Riviadenia e questa signora mi ha mandato un avviso. In realtà allora bisogna una telefonata, non so, da Castello, a tal ora devo andare a Udane. Oppure se vi subito, mi andrei ad andare subito. Gai, comunicazione su questo telefono e basta. Oppure telegrammas a risposta pagata, questa coppia può dare la risposta, può confermare o no. La corrispondenza che gai dando. Invece come una cosa facile, col telefono, si va direttamente, non va a perdere tempo, nulla. Infatti se nessuno mi ha cominciato a questa data, modestamente ripeto, Siegano non mi ha piegato mai. È scapitato che io stai in Oga in domo degli aiu mio. E sanno questo uomo, questo aiu mio, vedi, fa parte del comitato di Sant'Ularinto. E sono bene questi poeti, scrivono Piras, Sassu e Cicciupiga de Virfugas. E questi poeti andavano ospiti a Ponnere, a domo di uno componente del comitato, non sono una domo, che si cantia 2 notte stanno, quindi devono prenotare in una domo, la prima notte cantiano, si in casa si stiano in e la 3 notte su Mattis. E a domo questo aiu mio per venire a Piras a Ponnere. E femmine stanno lì, no? Mi fate pure vicino. E questo stile mio, questo aiu mio, l'hanno dato gusto, no? Che questo vicino canta pure, no? Canta in questo sorso, come te in Sazarzola, in Sposonzo, no? E canta bene, no? Ah, ma che ti vede? Stanno lo facciamo cantare stanotte. Devo come tappo in giocare, ci hanno vicino Fieri Gonzosguro, dimido. Mi sono pensato e mi chiedeva Winde, insomma, da che mi hanno dato, lui che mi spiegare a cantare. No, devo, non schiaso le mie miliardi, tanto questo uomo sto dire, sta tranquillo, come ti chiedi con babbo tu? Ma da leato, ma tutto quanto accarezzato, già sei scommesso, sta tranquillo, che mi sono non di cantare bene, proviamo, che mi dica e cantare con noi. Devo, non poteva sopportare questa cosa, ma come è fatta, non mi chiedeva, dai, andando a salgare, sennò che la piazza prena, la gente partecipa a me da questa gara. E devo vergognoso. Comunque mi ha convinto, mi ha piegato e mi ha fatto cantare tutta la gara. E da tanto, grazie a Dio, ho barzotto manuona, questo me ne ha dato da me da pure, per esempio se ne andano comitato a si interessare qualche collega, non arriva ad ascoltare, vanno vicino, i Silano, che canta me da ene. Cercate questo, ponetemi concorso. Cosa vi serve magari? Tanto la seconda la fate in online su 22 ore, sempre di mese per Santo Bortolo. E Gaia poi cominciato, a questo momento le devo mettere, ma dato da me, quando podia mi faceva invitare, oppure faceva su numero, e amici che vanno vicino di Silano, che canta bene, e da danno ringraziando a Dio. E a isso che mi ha dato, fino a 6 come non ho potuto mai crisi, insomma, di gara, non mi posso lamentare, la sapevo sempre seguire a fare. E tanto ho finito tutto, devo essere pastore, devo essere studente e mi sono dedicato proprio a questa vita. Dunque, non tenia mezzo, mi stai in corriera o in treno sempre. C'era tutto quanto la Sardegna, sempre in treno.
ma di stai a 8-10 pure senza rientrare a domo, che non chenia. Tanto venia, mi cambiare il stile, insomma, venia e tornare a partire, venia a Turina, con il pullman, che stia una paia ora, insomma, con gli adonnosi, ti immagini, bisogna mia tutte le sofferenze, sempre sola, e Dio sempre in giro per il luogo. E viaggiai con mezzi pubblici, un treno, un pullman, girare tutte le isole, che sia il Zastra, in Candura, su Sulci, Glesiente, Barbaggia, Legudoro, tutte le isole là, però sempre con mezzo di linea, po' annos e annos, E tanto gara al Bindaia, ripeto che stia ora tanta notte senza rientrare a domo, sempre in giro, da una ida mi spostai a Sattera, e si cantia sempre, insomma, la gara fino in mezzo al Bindaia in quantità. È solo questa vita, vedo una vita disordinata, e poi vive vicino, miseria mia in domo, sola, hanno cominciato a nascere figli, e io sono che acabare sola. Non vago questa cosa, non vago, so, in periodo di secantaia, da aprile fino a Santuaini, tutto il verano, tutto l'estiu, poi si rierro, che una curva di gara, una vaga, insomma. La partecipazione della gente tanto partecipava numerose a gare, la seguivano a me da più dei Como. Abbiamo un silenzio perfetto, che erano più di angelo, proprio, e tutto quanto si attiene a cadere da Domo, per essere in piazza davanti sul palco. E noi che io mi lamento, ma in tutte le arbide, ma in questa idea nostra, che è una piazza manna, non abbiamo un luogo, non abbiamo fatto un luogo per si essere, un posto libero, e battiamo tutte le scadere da Domo. E si cantiva 2 notti pure. Una notte di commentizzata, sempre la partecipazione sul pubblico di numerosa. E tanto vivi pure a moda, aspettavano pure gusto meda, che la seconda sera, la seconda notte si cantiva a moda. E a moda aspettavano anche, si trattava della vita di suo santo, insomma, la gente gli interessava della vita di suo santo, poi benedizione del suo pubblico. E la gente aspettava sempre, aspettava fino a San Moda, insomma. San Moda li piaghi a me. Tanto è stata la decisione di cambiare San Moda e non si canta più, sostituita con un sonetto. Si canta sul sonetto come su santo. Dunque, stando certo colleghi, non tutti, sempre dico con questo tio Viras, mi scontrario a che logare. Se torneriamo a Mocchela, che è diventando una cosa noiosa, che si indivisi ad uno e cantiasse a moda con la vita di suo santo. E si indivisi a satiro, magari con diverse rime, ma ti viene sempre citare una data, scandennarsi, quando è morto, la vita di suo santo. E tanto certi colleghi hanno cominciato a pensare che diventando una cosa noiosa, che avevamo sempre tre, fino al batto, a me dal bordo scantimesi in batto, ma a me dal bordo. E per che sia una cosa che a sta gente, ma la gente no, anzi la gente ha protestato me che hanno come arbogato questa moda. Però questi colleghi hanno che l'arbogammo non si ne canta più, è diventata una cosa noiosa, non che me dal bordo, non che la venimmo a stare d'un mano, non si canta a batto moda, si vede una cosa lunga. E tanto non che la restituimmo su un sonetto, tanto ti ubira se andato, facciamo una cosa, nacchi. Ne cantiamo uno e via la canta, nacchi. Se siamo stresi a battere, facciamo sul turno, non che stanotte la canto Deo, gran notte la canta un altro collega, barricata altro collega, che tanto può che la gare direttamente gai. Invece non accettate, per esempio, in maggioranza che l'hanno bocata. Però da parte del pubblico è stato per testa armata, ancora pure. Che non cantiamo a moda. Non riunimos tutto quanto, nos incontraimos per decidere queste cose. Tanto fimos medas, poeta fimos da che si doveva fimos 32 ore, quindi fimos meda. E poi era questa decisione, se nos riunimos, naturalmente non tutto cantavano a meda, perché quello che facevano per la serata, insomma, in più spago con notte, però cantavano su una quindi ha potuto a cantare. E poi la struttura della gara sempre un giorno nel suo posto giù, per esempio, quando siamo stress, io sono sempre messo, tutta la vita che hai.
sono stato sempre in mezzo, a buona parte sempre in tre, un giorno te ne subito, insomma, uno, due o tre, io ero sempre in mezzo. Poi, passata la trascorsa, decisioni di sistema, se durata questa gara, questo dipende dal comitato, sono i che decidono, si sorteggia su tema, sono cose che decidono. Ecco, io, da quando ho cantato Deo, mi 32 anni. Vivi Piras, Tucconi, Sassu, Solinas, Pulinas, Muroni, Zizi, Bazzola, Seu, Carta, Budroni, Barone Sassu, Barone Tucconi, perché l'ho presanato, Crobu, Frimis 33 comunque. Poi, sono stato frate Spireddas, vivi pure uso fin d'ora frate, tipo Pepe Soggio, Ninnidi, un curso abbiamo cantato con tutto canto. Poi, che non abbiamo cantato, quando io ancora non fiacido, curso non lo sapevo conoscere, per esempio Cupeddo, Destoni, Virastro, Moretti, Gavino Contene, e tutto. Questo non lo sapevo conoscere. Sì, piccino andava sempre a ascoltare questa gara e mi veniva sempre questa specie di che via in terra ascoltando, mi veniva questa specie di gana come a bibigare su barco, mi pareva che intendeva qualche cosa sentirlo, di bibigare, di partecipare, però non, insomma, non mi sono mai azzardato perché viviamo vicino. Ma da volta sa, con un altro collega che si è a Mura, che si è morto, andiamo fino a Bruttigale, e a Bologna, a ascoltare la gara, spessino a linea che andimirmi, su zero. Partimisi, senza andare manco uno dentro, ma da che dormimmo fino a Scarchianzu, che dormimmo a parte Manzano, e che andiamo a Bologna e a Bruttigale. E sinceramente, Naro, che lei ha tutte le sarmodas a memoria dei poeti che cantavano, e disco ancora a me da spuro, devo stare gara che scurtaia lui, non lei è la moda. Tanto è vero che ancora pure come, questa moda, ripetono per spiuso, però fino a questi colleghi, fino a quando si canta questa moda, da che finimmo questa gara, sa secondo zero, che partimmo, che lei mi su mezzo, su treno, su pulma, da che non finimmo di su pulma, quasi sempre, a suo collega, le ripetia questa moda che ha cantato, infatti ne arrivano tutti, ma questo deve essere qualche spirito maligno, mi dà porta, ma come te fa che questo non è? Che voi non è che deve pensare a cantare questa moda sua, pure non è che stai preoccupato per questa moda sua, e dalle questa moda mia stanotte, mi udiamo proprio a spanto, mi tutti i colleghi, non le che se ne ha che guardo, che mi ha dato a ripetere questa moda, questo mi stanno in corriera o in treno, quindi lì a tutto quanto, e disco me da spura ancora a memoria, da dandomi che fiano vicino. E da quando mi sa ascoltare, questo è quando canta io, quando via su barco, quando viveva di pure, ma quando non viveva di pure da terra che ascolta io, si imparia tutto. Tanto è vero che una volta in Bologna un collega, uno dei sormanno spuro, gli ha parlato questa moda a memoria. Tanto è venuto dai noi che se l'ha cantata dai noi pure. Non è vergogna, parlare un poeta così, il mezzo poeta che teniamo, con una distanza così breve da Bologna a Silano, si ripete questa moda, però tanto la gente non andava da una da l'altra, hanno bisogno di mezzo. Sono che finiscono ascoltando in Bologna, mi sono di Bologna, a eccezione di noi, come tapponato, il spizzino, i strani non venivano non sono due di mille giochi, non vai a mezzo. E noi che tornano a cantare questa moda, e dove le città da terra, che lei ha imparata. E la tornata a cantare in Oghe, che sono un paio di chilometri da Bologna. Caizzo si capusti in conca, tanto la gente da una ida satara a ascoltare la gara non hanno, quindi tranquillamente la posso cantare in Oghe. Invece devo schia tutta canta a memoria, e li pure ancora. Sorigine sul dramma più famoso, dipende da Sedenni con Giardino, avrei l'entrata in lotta con Caino, muore Giovanni, Sero e Fidele, Pedro a Cristo saggià il favore di andare a salire su Gorgotta, Vele con Caino entra in lotta, muore Giovanni, Sero e Fidele, entra in lotta Caino e Vele, Sero e Fidele, Giovanni si muore, Deus a Pedro saggià il favore di su Gorgotta salire andati, ma è lunga meta, e ti tanto di attendere, penso, unos 3 anni. L'altra volta mi sono studiato i Tucconi di Tisnara, di Romana. E su Manzano abbiamo leato su Pulma e ti siamo rientrati a Tattari, in Pulma.
poi non sono da tattere di olio a Sabrino, ma com'era, poi e su una terugulma, poi buduso. Noi che siamo su, se ci dovesse pulma, e l'ha panato che siamo da sua. L'ha panato in barò. Giovanni Gullughia a Manutenta fa idea per Dio onnipotente che dessa villa romana sa gente si sviluppa de sana e tranquilla, che sa gente se sarà romana villa sana e tranquilla si sviluppa con una piazza di fama occupa di che onore sarà di sa mamma, che occupa di una piazza di fama che di sa mamma sarà sa onore e che si ingranda e che si mezz'ora con coraggio fortuna e con ricchezza. E questo me ne vuoi a bene mi fisso. Ma è giusto Nacchi. E come te l'ho fatto Nacchi? E poi non mi ti ho fatto, bello sono, poi non sa stress, sa mia Nacchi. Tanto siamo arrivati a Tattare, abbiamo scalato, siamo ciclo. Andiamo sul barco di un caffè Nacchi. Deo Nacchi non riesco, non mi posso rendere, non riesco a mi convincere Nacchi come ti arriva tu e Nacchi a andare queste cose. Come ti ha fatto andare a Sambo da mia Nacchi, che Deo quasi manco mi lamento. Andiamo a scrivere un caffè sul bar, siamo ciclo, io che non merita, non ti merita spendere pezzi di caffè, che tu se scarchi cosa, te ne scarchi cosa, che in corpus che non arriva a comprendere come te può essere, che arrivare a andare questa cosa tutto quanto a memoria. Vero, la memoria vedi, è altra, e tutto di vita se deducone e desuggi, non è là lì sempre. Questo, preferenza, mi sta sempre fatta dai scomitados. Può capitare pure, capita pure ancora. Per esempio, se invitano a me, devo tornare un collega Azizi, libero, resto dalle die a Bienis, che mi hanno invitato a questa Ida, se libero Bienis, può andare che io che non, oppure può succedere che mi non era di sua mia, da che libero, sia Deo che isso, andiamo un paio, non ci occupiamo noi, se quando sono comitato non lo dà facoltà però. Ma se sono comitato mi telefono a chiamare invita a gusto, invita a gusto, per forza devi invitare gusto. Ma se danno facoltà di cercare suo collega, tanto non ci occupiamo noi, o due, o tre, prima siamo noi se non so andare. Assolutamente tutto diverso. Se vai data dei l'anno non è stata data questo barco. Che noi non siamo su Logudorese, su Margine, è una sottoregione del Margine, quindi sul Veide noi stiamo Logudorese, per esempio noi invece di andare cantando, andiamo cantando, invece di andare mandigando, andiamo manigando, invece di andare randendo, andiamo andando, e in su barco questo non esiste. Tanto è vero che lo sappiamo che cantiamo da un piro che non vi vicino, mi naria sempre, boga di che lo gusto da conca, come non è che mi chiede storia da vicino di silaneso, ma se nato che sei cantante, deve essere che sei cantante. Questo ande, non esiste in questo barco, questo è ende, sa lingua logudorese, è proprio gussa, sa nostra, prima di tutto, è una lingua povera del vocabolo su margine, no? Non è un granché come te lingua. Poi, questa difficoltà, però piano piano mi sono abituato a cantare i locutori su gruppi. E le appogate speravo la nostra, insomma, che non andano bene su barco. E a forza di intendere il collega, di intendere la gente, fare dente pure, mi sono abituato e mi sono abituato bene, che si sa dire. Sono convinto che su canto è proprio il locutorismo. Ma a livello gara, a differenza non bindaia. Su cantare nostro, vi sempre essere in Campidano il locutoro, sempre il locutorismo si è cantato, fino in Campidano. Certo che in Campidano, tanto è vero, che mi dar porta, sa, intendia Deo, che n'ariana. Coppa in masula canta bene, però non lo comprendivo tutto. Certe parole, il locutorismo, non le comprendiano. Invece bindai ad altri, per esempio, se leviamo sul beato del tuo gruppo, che vede neoneli, fino non fai dare più che si mizzaia da quasi più su campidanese, e se cantia da sua lingua che fai dai a più, che fai dai a di tutto, la cantia di su barco. E isso non era che lo comprendevano tutto chiaro, tutto bene. Invece a me, a coppa in masula, non comprendevo più spago, a cantare bene, però in certa arbida in capitano, no?
non mi da sperare, non la afferraia bene. Poi da che mi si no, in zona nostra, si no che è più facile, insomma, non mi ha difficoltà, ya comprendiamo tutto. Però in Campidano, in Cadduravuru, un vago, dove vai da proprio in Cadduresu, me da scorsa non la afferraia bene. Poi, però, piano piano, questo passare il tempo, questa evoluzione, la gente circola, da mezzo tuttue, hanno tuttue, questa cosa ha cambiato, ya comprendono tuttue bene come. Solo che il numero di gara è stato calato, ma è scalato che noi siamo più spagos puro, e vado a tenere un montone di spettacoli, in festa, prima vi sa gara politica e basta, per esempio, non si festa. Come invece si è ridotta a una notte sola, dove la pagano, in mezzo all'uomo non la pagano, ma dove la pagano 2 notti se non esiste più. Crisi meda, binda di ecclesiente, sul ecclesiente che raramente bandamos qualche volta a iglesia, che abbiamo un amico di Suleso che viene in un ristorante e che si organizza, busca dai clienti e fa questa gara e si agena in iglesia, quasi 11 anni bandamos, e in fila a massaggio. Ma se la trovo prima che mi sto tutto in questa frazione di iglesia, in Sardegna, in tutta la frazionetta, mi facendo questa gara, non sanno come non ne fanno più. Sapevo che è andato in crisi è in questa zona di Gue, sul ecclesiente, che hanno diminuito un metro a gara, diminuito, non ne pagano quasi nulla. Anzi, non l'hanno fatta in iglesia, questa verità, per commemorare 3 piccine che venivano morte in mare, hanno fatto questa gara politica. Ma se no, non ne pagano. Se da altro luogo ancora manca arrivato, in Caddura, in Osastra, in Ludoro, in Barbaggia, non meno come prima, però ancora si è sbiganta, insomma. Specificamente una proprio difficile, si deve fare gara, si deve fare bella, si deve fare discreta, si deve fare mezzana, si vanno un montone di cose, dei fattori che dipende da Sudema, uno si le dà un udemma, che gli sorteggia un udemma, che lui le dà Manugini, che qualche cosa non li piace, insomma, non può fare una figura brillante. Si salva da che noi grazie a Dio non salviamo tanto, si salva con questa esperienza, magari cantando contro la volontà, lui canta se fa questa figura discreta. Se ti intende bene, già fa una bella figura. Se ti intende male, tenta di salvare Gai. E tocca disarrangiarmi da bortas. Una cosa cos'altra, noi pure siamo esseri umani, a volte sono dispiacere, una cosa, non ti lascia libero cantare, intende qualche cosa che si è sturbato, insomma. Comunque, quando scudano deve cantare, sia come diria che ti intendas. Ecco, sostemas, sa gara è nascita, che sostemas los preparia su comitato sempre, è stata sempre gai, l'usanza è sempre cussa. Però, il comitato ormai che sono incompetenti, a cominciare dai rinotti dei fimmisi, che non bonnare quei fimmisi, che gli scritte sui fimmisi. Questa signora che fa parte di questa organizzazione, di questa associazione culturale della provincia di Oristano, ha dato un capartamo su vago vago, una che a intro, che riuniamo su un vago dei sistemas. La ringraziamo, conoscono tutto chi ti denarano. Dal borsa è stata sorpresa, e dal borsa battemmas che fanno impiedate, che non sono proprio cantabili. Non capisco entrare dentro, non so bagato sul foglio, ma faccio vedere che ti mi... eccole qui. Dico, questo stemma si fidi, salimba del suo campanile, salimba del suo comune e salimba del suo paese. Ma ascolta di nuovo, io non posso comprendere, come si fa da cantare questa cosa, non è una cosa difficile, è una cosa che non esiste. Di te questa salimba del suo campanile, salimba del suo comune, salimba del suo paese. Immaginate questa è competenza una professoressa pure, ma a livello è di comprendere come si deve andare su stemma. Assolutamente non andano bene, lei, tanto per farsi un'idea, ascolti, salimba, questo è un tema,
e te questo limba de campanile, limba de comune, limba de verso. Sa limba este un tema solo, sa limba. Così sto un tema. Poi a sos altri si possono aggiungere su chi chiede, ma non limba de campanile, de comune, de Ponarri, questa ti paria pure una signora in gamba, devo aver convinto di competente, invece è zero. Invece poi sono arrivato altro signore, sono qui, no, non è che poi verità, non devi scordare, non è che questo non è che un assoluto, non si gioca a pesce, non si misa nemmeno a te, ma piano piano sono passati d'accordo, hanno proposto uno, un altro, già lo sono preparato discreto, già è andata bene insomma la gara. Ma se nos costringono e nos obbligano a cantare questo, come te fai? Come te fai a cantare un tema gai? Questa è una cosa che non va bene, basta. E questo succede in mezzo a Bortas. Ma quando abbiamo scommettato in gamba, interpretando prima a noi, se non era una bella una grigliata questo tema, magari abbiamo dato un elenco, i tempi spari, andano bene, date uno di questi andano bene. Ma comitato che sono riservati, che non danno confidenza, che sono di malafide puro, che non sta a cantare su temas che all'inizio, ignorantemente lo narrano, che non sta a cantare su noi che lo proponiamo noi, ma mi dà portare in mezzo a dare un'ugriata, che si capita per esempio come te si vanno a vedere di notte, fai una brutta figura. E tanto non si arrangiamo orgai, bindata che non dà, che non dà soddisfazione, si montano in segreto e lo danno e poi tanto me lo leviamo come si canta. Ma questo è sempre un segno di incompetenza, non sono tutti uguali ai comitados. Questi temi tradizionali, la gente che lo sa non va stufare, ma noi pure, mentre a cambiare sempre qualche cosa, non devi andare a radio vinna e spada, è una cosa troppo. Comunque, qualche volta non lo danno pure e si sta a cantare. Poi in mezzo borta si può cantare fino a quando non è male, dipende da samutta che si narra. E questa samutta come si intende uno? Da intendere bene sta a fare una passizzata, non vi sacrifica nulla, ti sei proprio divertendo, è un spazio a cantare su tema quando si mutta una. Quando si mutta male, fino a quando non è uno, rende più spago. Mamma natura è misteriosa che fa il suo dire di sé, insomma, ma grazie a Dio venimos una bella esperienza e tentiamo di salvare, insomma, con qualsiasi tema. E poi una bella gara, non abbiamo noi la gara come intervistita, una bella gara e la pressano ancora, ma tutto, ma viene solo giovani, non stai la crisi non regala niente, ma non va che crisi, però come ma giovani che cosa meda, che sono appassionati, se li spiega meglio questa gara, i giovani sono più scolti, più preparati di prima, insomma, li spieghi a questa gara, però non fino a certezza di comprendere certe cose, invece come sono giovani che non appassionati, se in la partecipazione media dei giovani, e la comprendono e li spiega della sigla in questa gara, sono proprio appassionati. Naturalmente, non è una cosa in generale come te prima, diminuito, però un certo numero di giovani, sempre, fino a che organizzano questa festa, organizzano questa gara e tutto. Come la maggior parte dello comitato sono questi prolocos e associazioni, sono tutti giovani. Ma è successo un fatto di strano, su una volta, scusate, film non è che sono delle linee. Film scherando, film sconzizzi, film scherando in dove sono comitato, in una camera pranzo, una bella doma. E questo comitato ha abbattuto pure i fuochi artificiali, dai Campidano, dai Serdiana mi pare. Dove film scherando in questa stanza, in una zona come te potete sicuro, vicino a questa iamma, vivono tutti i fuochi artificiali, granate, sacoette, cose che no? Va bene, film scanando in questa doma, come abbiamo finito di canare, sul Meredomo, no, anzi, fido un maresciallo di salvazione di Arsana, che vi invitate a canare in euro, questo in Devesa, l'hanno sul Meredomo, e sparano goette, che può avvisare la popolazione, che dà intendere su goette, e in questa gara può annunziare, insomma, che la gara è finita. Questo in Devesa, le hanno goette, spara, sa torrata del suo fuoco, del suo goetto, come ti ho parlato, che sta andando per il fuoco artificiale.
E hanno cominciato questi scoetti e bombe dentro le domo, boom, bam, sempre mano a mano che vede a granata, non ande, è sempre più forte, con questo fumo non dobbiamo sparivare, tutti i piatti in terra, segato, ovviamente sono passato e mica sono guardato dentro la ziminera. Dentro la ziminera è entrato un coetto, boom, è uscito, chesso, e da poi la tenda, da 6 anni, ha poi giocato la tenda pure. E mi è stato capito fino al dottore, sul maresciallo, sul vidro, una paria che è morto, il femmina si viene da terra, invece grazie a Dio no. E va bene, si è finita qui. Tanto hanno sistemato tutto, che hanno pensato tutto, che siamo andati a piazza, che siamo spiegato al suo parco, siamo aspettando, che la gente fi bene da tutta canta, ma l'ultimo che viene arrivando è sistemando e che rotto il barco. Che siamo rotti il barco pure. Almeno ci struppiamo un ballamento, come che se tutto per scutare in oche, abbiamo messo il vennito pure. Per abbonare queste cose che succedono. A te una volta mi sembra ammogliata, mi si passa a veste adesso avanti, mi vedi Ciccio Milia, su babbo adesso, il testo è Sergio, presidente della provincia di Oristano, da Cagliari, Sergio Milia, su babbo Ciccio Milia, io mi sono amico ormai, noi scantiamo pure meta con unità e poi avanti, facciamo questa gara poetica. A questa gara adesso avanti andiamo con questo Ciccio Milia, Michelia sempre lì in macchina, no, che sempre teniamo macchina. A salgare adesso un'età andiamo con Ignazio Pilastro, sono onorevole Pilastro. Io ce lo facciamo su comizio e poi noi scantiamo. Danno una notte mi dice, ma mi devi fare una Ciccio Milia, devi pesare una paia di quintale, che vedo un minone, sul babbo di questo Sergio proprio. E io faccio su comizio, virreo, vai sul microfono e devo via dai seguso aspettando a finire, poi cantare noi. A un certo punto che ero sul barco e mi ero rotto su, non mai mi occhi. Io sono stornata dai segusi e mi ero rotto su, mi ha schiacciato proprio. E che avventura al gai non è successo mezza borda, insomma. E per una volta, quanti mi rimedio, ma sono in Italia, la facciamo sempre passare avanti. No, ma il Logormeda. Minamente il Logormeda, in Tortolì, l'hanno fatto il Silano, in mezzo loro, un'idea o avanti. Socialistas e comunistas. Facevano inviti, facevano pure sammissi, eleggevano sammissi. E poi facevano la lotteria, vendevano sulle bullette e facevano la lotteria, tutto ramati zero, no? Vendevano sulle bullette e facevano per ricavare un vaga in aria, per le spese, per pagare a noi, insomma, non avesse ma sempre le spese. E poi facevano sammissi, missi unità, missi avanti, organizzavano su zero, no? Facevano rassegne a spicciocche, che vivevano in piazza, su comizio o a Sagara, e ne griraiano una e usano le leggevano a missi da Said. E tutte cose, insomma, gari facevano. Ma non tanto i poeti, bindeia di questi ragazzini che hanno ambità politica che non bandiano, per esempio a cantare a Unità avanti. Vivi di oggi non bandia, non sta andato mai. Ma Parizio bindeia che non le spieghi a fin da una corrente, sono da un partito e non venivano a cantare né a Unità né a avanti, ma un montone di gara spero facevano a me. E noi speriamo bene pure. Ma tanto io cantai, però non fui sempre parisi. Mi da porta a vivere un due anziani, mi da porta a vivere un due anziani, un due altro giovane, un altro due, una volta mi pazzola. Tanto nella 60 verità questa iniziativa è stata mia. Appena ascoltatemi una cosa, una volta. Ma facciamo una cosa, andiamo a cantare noi stessi, sempre queste tre parisi, che sinceramente la gente non preferia tanto. Appena andiamo solo noi stessi, cioè solo noi stessi, che non ci invitano a si brigige, masala e pazzola, uno non si invitano a pazzola, si brigige e masala bianco, si invitano a masala, si brigige e pazzola, appena formiamo un trio e cantiamo sempre parisi, cada anno su cui si cantava in tre. Appena forse è una cosa che non sconviene da ponare. Siamo più affiattati, stando facendo poi disco ormai, facendo il disco, cioè
lo faghimus con Donu de Casteddu, una casa discografica e lo vendiada. E ne faghimus meda, lo faghimus sempre noi tres, sempre noi tres. E abbiamo cominciato a gai, tanto a me mi ha nascito a tenere un'idea pure. E fu una buona idea, solo che non mi ha dato retta, i colleghi se stavano dando un anno. Apponato, facciamo una cosa, dato che siamo stati a stress sempre pari, noi facciamo pure un disco con noi, e non lo vendiamo noi. Poi si deve vedere in cassa di tutto quanto suonare questa casa discografica, che a noi non porta nulla. Apponato noi facciamo una cosa, noi facciamo un disco, andiamo a incidere, andiamo a Milano, a Tiscinara. Recea. Apponato noi facciamo un disco, quando andiamo a cantare una idea, noi giochiamo una vicina, a fare su barco, beviamo una mesa e beviamo sul disco. Alle schede suonare che facciamo. Dunque, prima fui iscritto a SASIAE, poi venne sul diritto di questo disco che si indiana, questa percentuale rispetto a io, se mi iscritto all'Associazione Autori e Editori Italiani. Tanto che fide a pagare, vai di spesa, e se venuto da io fide una fesseria e tutto, e noi che siamo scancellato da SASIAE. Dai tanto non mi starò da via più nulla. Tutti incidi, bende, questo CD, questo nastro, e noi a noi non ci appartiene più nulla. È tutto quanto gratis, per amore di Dio. Non danno nulla, fanno tutti so registrano, bende. Noi non ci vediamo a porre, ripeto, quando siamo iscritti a SASIAE, non teniamo il diritto. Abbiamo fatto un sbaglio. Se no non si deve andare alla percentuale, adesso ci dischiendano. Dunque, una volta ci hanno invitato a Monserrato, il sindaco. Noi siamo invitati, questo signore, il suo telefono, non ha chi... Signor Massa, non ha chi... Stavo pensando una cosa. Di mettervi a confronto i poeti logudoresi con i poeti campidanesi. Guarda, non so cosa rispondere. Non ho idea come potete andare a questa cosa. Comunque non si è convinto e l'abbiamo fatto, siamo andati da un sugio. Che siamo andati a questo salone, un salone comunale, per cantare. Allora, e queria cantare Deo con Dunu Campidanese e poi Soggi con Satiro Campidanese. Apponato va bene. Soggi ma Deo, tu non ti fai giusto da conca. Ma come ti fai a cantare con questo Nacchi? Che Deo non comprende manchi te nada. Apponato ascoltate, abbiamo accettato, abbiamo consentito a fare questo confronto, apponato si sta lo fa che lo facciamo. Apponato tanto sto discuto, apponato cantando prima canto Deo con Dunu e poi però poi c'è un problema, chi sono giochi tenore? Da chi viene sul verso, da chi viene, non basta su tenore come te lo diciamo noi. Ma che è stato un problema, che uno con su tenore e uno senza tenore. Comunque a Soggi non che l'abbiamo sconvinto. E abbiamo cantato prima noi e poi Cudo sto puntisoro, non sono puntisoro. A te una volta danno telefonando da Siena, che nos querían confrontare in questi menestrelli toscanos. Abbiamo accettato e siamo andati. È successa la stessa cosa di Campidano. Questi toscanos cantano sottata come a noi, mi ha tornato da Voltaire per pure di scuola di questa poesia in ottata. Sottata precisa come a noi. Però è stato un dono, sono spesa di rullallera come te cantano, e poi non giocano manco tenore. Essi cantano in toscano. Li saponati questi organizzatori, ascoltate apponato, è una cosa assurda. E che l'abbiamo finita come in Campidano detto prima, abbiamo cantato noi e poi hanno cantato essi. Fanno sostemme pure come a noi, mi sorteggia sostemme e tutto. Ma mentre uno le sta toccato su anni e sgoiato le sono andato. Sorteggiato pure più come a noi sostemme. Però sul modo di cantare è diverso dai nostri.
Ma mentre uno di 6 anni ha detto, tu non hai né figli, non hai moglie, sei come una pianta senza foglie. E poi noi non possiamo cantare con questo tono, con questo. Essi cantano per conto loro, infatti è andata a casa questa cosa, hanno cantato per conto loro e noi abbiamo cantato per conto nostro. Non fa niente da confrontare. Poi abbiamo cantato pure all'università in Siena, anche l'università di Siena, abbiamo cantato all'università di Tattari, Sei Castillo, però insomma, all'università abbiamo cantato. Oh, questi tenori come sono in gamba, è bello questi tenori. E in Donzida, fino a Simbira di Campidano, non faremo di questa montagna, in Donzida fino a Spizzinos, ma sono veramente in gamba. Prima e ti uccideva, fico sicuro sul problema, che si gara non figura io, che non a tenores, dai che vivi a su barco, questi sono a malavine esercito, che canno gente in terra, pigate, oh, spiega tu, piga tu, fai tenore, piga io, da che lo intendiamo si bea che fuori, fino a una cosa paurosa, che hanno fitto tenore, vedono un righino gai, non fino abituato, proprio per questa occasione lo motivo gai, no? Vivi che si offria, che non vi a piegare, poi pigaia, non si accompagna, però è una cosa che va a piedade. Ma in tuttuemi, invece come in tuttuemi bindate, il tenore sei veramente in gamba, bello il tenore, va comodo, tuttue. E l'accompagnamento è una garanzia per questa gara. Un bello tenore tonato, insomma, sta bene. Su dizionario in vita sua nessuno è profeta. Comunque, mi ha sempre apprezzato, non mi ha trattato mai male. Naturalmente Caliguno, qualche principio di invidia, beh, sempre da parte di Caliguno. Non sono di nessun modo di giudicare su, per esempio, a me da schinare a lui, scusa, senza ribagliare, ha fatto un montone di cose, ha fatto un patrimonio, solo per andare a cantare, non è che Deo, non è che si è tutta la vita ribagliando, o goi, o muratore, o artigiano, o commerciante, e non riesce a fare nulla, non è. E tanto battono un vago di invidia, insomma, da qualche paesano. Ma la maggiore parte apprezzano, insomma, lo danno a onore pure, me da bindachinare, non che deve essere desilano, deve essere di massa, non che se non vi sta da massa, non che manco sei da nostra è anche connuto. E a me sono contento e fiero, insomma, che mi viene bene, la verità. Naturalmente poi sono curioso, come ti fianando che un vago di senso di invidia, beh, sempre. Però in generale, in via di massima, mi rispettano e mi trattano bene, insomma.